che Rita ha il desiderio di leggere un'altra poesia e poi diamo la parola a Francesco. Una poesia dedicata proprio ad essere uomo con i propri limiti. Homo Sogno, che è a pagina 55. Lo mondo è surgiva di peccato e io sogno a bucchia persa dopo chiarvi la vita. Homo Sogno, essere imperfetto che di sia perfezione. Cerco le parole di Dio, li chiaghi per riposa di Gesù Cristo, la pietà e la carità che fanno l'uomo santo, ma di me spaggi non portano peso a così grande. Homo Sogno, e di verità eterna saccio solo parlare. Cerco la giustizia dello cielo, la voce ispirata di Maria che chiamo figlio un croce, lo canto di San Francesco che ringrazia lo creato, ma i miei occhi non sanno tagliare la luce annorvante dello sole. Homo Sogno, scrivo che ricogli acqua, scecco che parla di scienza già rasciacata, arvolo senza pampine. Homo Sogno, angelo zoppo d'un paradiso dannato. Francesco, e ora finalmente la parola a te. Buonasera a tutti e bentrovati. Dico, vi state annoiando? No. Vi state annoiando, quindi non ce lo sta andando. Che posso dire? Innanzitutto voglio iniziare con i ringraziamenti. Permettetemi di farlo subito perché poi all'ultimo, insomma, alla fine i ringraziamenti vengono sempre non ascoltati. Innanzitutto l'amministrazione comunale perché ci sta ospitando nella sala lettura della biblioteca in un giorno che tra l'altro la biblioteca sabato pomeriggio è chiusa al pubblico, quindi hanno fatto un'eccezione per noi, quindi di questo li ringrazio. Ringrazio i dipendenti della biblioteca comunale, non dico mia moglie perché dico che il suo interessamento è scontato, è ovvio, ma Laura Moscei, che è la responsabile della biblioteca comunale, Enza Randazzi, insomma un po' tutti che si sono adoperati perché questo evento riuscisse nel migliore dei modi. L'ha detto stampa dal comune di Terrasini, Farodanna, magari il sindaco porterà questo ringraziamento pubblico, l'ho fatto privatamente ma ci tenevo a farlo pubblicamente perché è stata una persona veramente gentilissima, una persona eccezionale, un altro taciturno che però forse i taciturni bisognerebbe forse parlare meno e agire di più. Ringrazio ovviamente tutti voi, soprattutto quelli che sono rimasti in piedi con pazienza e che ci stanno ascoltando. Ringrazio i miei amici, poeti, Francesco Billeci, Nino Barone, un ringraziamento doppio, visto che è anche il mio editore, Rita Dia, Vera Abate, che è una persona solare. Infatti quando mi disse no ma io guarda non me la sento, disse guarda beh, io ho bisogno della tua solarità, quindi vieni perché è inutile. E fortunatamente sono riuscito a convincerla. Doppio ringraziamento anche per Riteria perché oltre ad essere qua ha curato la prefazione e non solo, abbiamo passato un pomeriggio assieme nel correggere anche quelli che erano alcune volte anche errori di battitura. Abbiamo avuto anche un confronto su alcuni termini siciliani nel quale sicuramente ho guadagnato più io, quindi veramente grazie a tutti. Che altro posso aggiungere sul libro? Loro io credo che abbiano esagerato. È vero, io mi definisco un grosso poeta, ma sicuramente più grosso di Giuseppe Gelfino. Con Billeci non aiutiamo, però credo che abbiano, insomma, nell'enfasi della serata abbiano un po' esagerato. Cosa posso dire? Cosa c'è in Poi Giardino dell'Amore? C'è la vita che mi ha toccato più o meno
direttamente. È la vita con le sue mille sfaccettature, le sue molteplici contraddizioni. Sto Giardino di Lamuri è un omaggio alla lingua siciliana. Le monnature passasse le giorni a travagliare, a diventasse paladino in cerca d'amore. Le mie armi fossero forbice e serracolo, e la mia vita facesse aggiornare. Lo sole non trovassi che ostacolo, e la mia arma si potesse pareare. Poi ad ogni uomo segnasse starte, spiegando come e quale rame tagliare. E di sto arvolo, ogni singola parte, spiegasse le frutte che può dare. Ma la vita no, non si può rimonnare, e lo cuore così resta imbrascato. Ogni passo c'è tanto raffonnare, a un filo resta come un pennoliato. L'uomo è sempre accercante, senza l'aiuto di Dio, pace amoroso, manca sempre una cosa per essere grande. Siamo pellegrini persi dentro un bagno oscuroso. Anche un po' di malinconia quando penso a mio padre che non c'è più, a mia madre che ci ha lasciato lo scorso anno. Però credo che queste poesie vi prendo per mano, vi porto in questo giardino, cercando di farvi in qualche modo capire che, almeno dal mio punto di vista, bisogna coltivare la speranza, anche perché la vita è una ruota, dobbiamo riprendere ad emozionarci quando nasce un bambino. Colleghi, tanti fratelli di poesia, ma per noi dell'amministrazione è un piacere darti questo piccolo pensiero che possa ulteriormente farti pensare che sei parte integrante di un territorio che ti rispetta e che tramite te ha potuto oggi avere anche una giornata di cultura ascoltando quella buona poesia detta con cadenze diverse, Ottava Negra, Permitano, ma sempre buona poesia siciliana. Nonostante questo, il poeta è colui che riesce a descrivere la bellezza e la brutalità del mondo esterno con le parole del cuore. A Francesco Ferrante, in ricordo della presentazione presso la Biblioteca Comunale Claudio Catalfio, della sua ultima presentazione.